sono le basi per poter tentare il rilancio tecnico. Lo stesso fatto che per 2 anni il Catania ha avuto ben 17 punti di penalizzazione, se non vado errato, no? E dopo 2 anni riparte senza un punto di penalizzazione, questo è risanamento, questo è frutto del risanamento. Quindi oggi partiamo alla pari con gli altri e quindi ci sono i presupposti per un rilancio tecnico. Andiamo avanti, stiamo procedendo. Quando io dico il Catania è tornato in tutti i suoi aspetti, nei suoi dipendenti, nella testa. Ora il Catania è una società, con una sua forza, un suo modo di essere, e quindi ci apprestiamo a quello che deve essere ora posto come condizione basilare per tutti quanti, il rilancio tecnico.